Ben ritrovati amici qui su Radio.0 nel nostro Buongiorno da Udine. Noi ritorniamo subito in città perché oltre a tantissimi eventi che si continuano a svolgere anche in questo passaggio dal 2022 al 2023 si è svolta anche la conferenza stampa per un bilancio di questo fine anno. Il sindaco Pietro Fontanini ha definito questo 2022 come un anno complesso che si chiude con soddisfazione e risultati importanti, ma noi siamo pronti ad andare a scoprire di più direttamente dalle sue parole e quindi in questo breve servizio abbiamo un po' fatto un riassunto di questo 2022 direttamente nel comune di Udine. Andiamo a sentire di più dal sindaco Pietro Fontanini. Abbiamo chiuso questo 2022 in maniera positiva perché, come in tutti questi anni della mia amministrazione, siamo riusciti a non aumentare le tasse, a non chiedere più soldi ai cittadini e allo stesso tempo diminuire il debito pubblico e realizzare tanti progetti, tanti interventi che vanno dalle scuole, ai marciapiedi, agli asfalti, al verde pubblico, alla cultura. Ricordo che abbiamo avuto una mostra importantissima qui in città con più di 55.000 presenze. Ora ci prepariamo per un'altra mostra di queste dimensioni che inizierà alla fine, a metà del prossimo mese di febbraio e quindi ancora una volta Udine diventa una città attrattiva, una città di richiamo per i turisti, per gli udinesi, per tutti coloro che vivono nella nostra regione. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e penso che anche il 2023 sarà un anno di soddisfazione per la nostra amministrazione comunale. Giusto per darvi anche qualche dettaglio in più, sono stati ricordati anche i principali provvedimenti, quindi dalla riqualificazione dell'ex Dormish all'acquisto dell'ex Cinema Odeon, passando poi per l'installazione di 60 nuove telecamere per la sicurezza, numerosi interventi per quanto riguarda anche la viabilità, come ha sottolineato il sindaco, la recente presentazione del progetto del nuovo Palasport Carnera e l'organizzazione della mostra La Forma dell'Infinito, che ha registrato più di 55.000 visitatori. Grande attenzione, come dicevamo, anche per l'ambiente, con la realizzazione del secondo bosco urbano cittadino e la concessione anche della costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico nell'ex discarica di San Gottardo. E quindi questo 2022 a Udine si chiude anche però con tantissimi appuntamenti che si possono vivere in città. Ancora oggi l'appuntamento con Vacanze di Natale al museo, un museo per osservare in questa mattinata e poi un laboratorio didattico per bambini dai 6 ai 10 anni a partire da questo pomeriggio al Museo del Risorgimento. Ci sarà inoltre una visita guidata. Domani, sabato 31 dicembre, Strauss Festival Orchester Wien, un concerto di San Silvestro con celebri arie ed operetta, musiche della tradizione viennese e della dinastia Strauss al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Un appuntamento da non perdere alle ore 18 per chiudere con il Capodanno in Piazza Libertà, un programma di musica e animazione a cura dell'assessorato al turismo e grandi eventi a partire dalle 21:30. Ci sono tantissimi appuntamenti anche per l'inizio del nuovo anno a partire da domenica 1 gennaio, Natale con i tuoi al Teatro Palamostre, e non perdetevi poi gli appuntamenti seduti a teatro anche nelle prime giornate, come vi dicevo, di gennaio. Ci sono anche ancora tanti appuntamenti per i più piccoli tra laboratori, giochi e incontri, li potete scoprire direttamente sul sito del Comune di Udine e continuate a seguirli anche sui loro social, anche perché ci sono tante visite ancora da fare in città insieme agli amici di Promoturismo, come vi dicevo, tanti eventi per i più piccoli e quindi è tutto da non perdere a Udine. È tutto al momento per il nostro appuntamento di oggi, ma noi continueremo ad aggiornarvi. La prossima volta saremo a Udine anche insieme all'assessore Cigolot per raccontarvi anche di tutti i musei che si possono visitare, quindi preparatevi e rimanete sintonizzati qui su Radio.0. Vi auguriamo una buona chiusura di questo 2022 e un buon inizio anche del nuovo anno direttamente in centro a Udine e con tantissimi eventi e curiosità che noi continueremo a raccontarvi qui su Radio.0. Ci risentiamo tra poco ancora con tanti aggiornamenti.